per sostenere Antonio Gabellone, perché con la vittoria di Antonio Gabellone si aprono comunque nuove possibilità per Giovanni Siciliano, affinché Giovanni Siciliano possa rappresentare comunque questa terra, perché lo merita per quello che ha fatto e per quello che comunque è stato il suo consenso personale. 2200 voti, ripeto, lo pongono alla testa di questo collegio. E allora Giovanni, io concludo, perché comunque non abbiamo molto tempo, chissà perché noi le regole dobbiamo rispettarle. Concludo passandoti la parola e chiedendo, facendo l'ultimo appello a tutti voi salvesi, indipendentemente dalla vostra colorazione politica, perché qui ci sono due persone. C'è da una parte Loredana Capone, vicepresidente in carica della provincia, di una provincia che, come dicevo prima, è stata inerte e statica per 5 anni, dall'altra parte c'è Antonio Gabellone, un giovane di questa terra, un giovane che ha saputo amministrare prima il suo paese, poi ha occupato i banchi della provincia e che può, come dicevo prima, sicuramente dare quella svolta che questa bellissima e splendida terra merita. Grazie. Prego Giovanni. Vincenzo, grazie a tutti voi, grazie soprattutto perché questa sera, anche nella concomitanza dell'appuntamento sportivo, comunque la piazza è piena ed è calorosa e gli amici sono tutti qua e io soprattutto voglio fare due riflessioni questa sera, due appelli. Uno è l'appello al voto e uno è il ringraziamento. Il ringraziamento a tutti voi che mi siete stati vicini, che ci siete stati vicini, a tutti voi che ci avete accompagnato e non solo in questo ultimo periodo, a tutti voi che ormai da tanti anni ci accompagnate e che ci avete dato soddisfazione a noi e gratificazioni personali, ma soprattutto ci avete consentito di poter iniziare un progetto e un percorso per questa comunità, che ancora continua e che spero possa continuare a lungo, perché comunque deve essere un percorso di crescita, deve essere un percorso che possa dare speranza e prospettiva a questo Paese, perché da sempre, da quando abbiamo iniziato, ci siamo posti un obiettivo solamente, quello di essere propositivi, di pensare in positivo e di pensare di poter migliorare le condizioni di vita di questo Paese. È questo che ci ha accompagnato sempre, giorno per giorno, nell'azione politica, nell'azione amministrativa, nei rapporti con la gente, negli obiettivi che ci siamo prefissati. Questo è che abbiamo fatto in squadra, in gruppo, con voi, con tutti quanti, perché è un percorso che ormai da più di un decennio cammina a salve e percorre una strada che è veramente una strada piena di soddisfazioni. Per cui grazie ancora, grazie perché comunque mi avete dato la soddisfazione di essere di nuovo suffragato dai vostri consensi, di essere il primo, il più suffragato a salve, ma non solo a salve, ma anche nell'intero collegio, così come avete fatto 5 anni fa, così come avete fatto l'anno scorso, così come state facendo da tanti anni. E questo per me non solo è un motivo di soddisfazione personale, ma sicuramente è anche un conforto dell'azione che è stata intrapresa tanti anni fa. Sicuramente è un motivo di impegno, è un motivo per poter impegnarsi ancora di più, perché questo Paese possa continuare il suo percorso di crescita, perché non possa essere interrotto da nessuna azione che mira non a proporre, non a migliorare quel processo di crescita, ma molto spesso ad interromperlo, perché molto spesso non sono gli interessi di chi sta da quella parte del microfono che prevalgono, ma sono spesso gli interessi di chi sta da questa parte del microfono. E io ho cercato di portare da questo microfono sempre gli interessi di quella parte e ho cercato di farlo nei limiti delle mie possibilità, nei limiti delle nostre possibilità, nei limiti del nostro impegno, ma sicuramente con uno spirito di altruismo, con uno spirito che ci ha accompagnato, che ha guardato solamente agli interessi di questa collettività. Per cui avervi ancora vicino, avervi ancora che dopo tanti anni, e dopo tanti anni, caro Vincenzo, di esperienza amministrativa, molti sindaci, molti amministratori escono veramente disastrati dall'esperienza amministrativa, che è forte, che è pesante e che molto spesso forse non riesce ad accontentare le attese di tutti i cittadini. Io ricordo che l'anno scorso, quando fece la relazione di fine mandato conclusi, dopo aver elencato tutto quello che aveva fatto, chiedendo scusa per quello che non ero riuscito a fare, ma non perché non ci avevo provato, perché non si riesce a fare tutto.
Per cui nonostante questo, averli ancora a fianco, avere tante persone che ti stimano e ti danno fiducia e ti rinnovano la fiducia, essendo il primo, ripeto, degli eletti in questo comune, sicuramente è un fatto importante e un fatto molto bello. E soprattutto per come è avvenuto, ve l'ho detto, io sono voti liberi. L'ho scritto nel mio manifesto che comunque ci sarà di ringraziamento a tutti, voti che in modo sereno, tranquillo, ognuno di voi ha potuto esprimere, perché non ho avuto mai l'abitudine di andare a forzare il consenso, perché sono convinto che il consenso deve essere espressione di libero convincimento, di piena riflessione, serena, completamente serena. Spesso anche agli amici ho avuto difficoltà a dire mi serve una mano, perché sono convinto che deve essere comunque serenamente scelto. E questo è il rispetto che ho degli elettori, di tutti gli elettori, e questo è il rispetto che ho avuto in più di 10 anni di tutti gli elettori. Per cui, se mi consentite, comunque un significato ancora più forte, ancora più importante, ancora più caldo, più caloroso, perché è un consenso che è arrivato liberamente. Ognuno di voi l'ha potuto fare e l'ha potuto fare serenamente, senza che ci fosse nessun condizionamento, anche perché io credo che non sia importante amare il proprio paese in virtù dei ruoli che si svolgono. Io credo che se si ama il proprio paese lo si ama nel cuore, e se si ha voglia di impegnarsi per il proprio paese lo si impegna. L'impegno avviene attraverso qualsiasi ruolo i cittadini ti possano dare, per cui non inseguo a tutti i costi una poltrona, un ruolo o comunque un'elezione, e credo che si sia dimostrato, perché aspettare serenamente il consenso degli elettori senza dimostrare nessuna accanimento perché questo risultato possa avvenire, io credo che è indice di serenità, perché per me salve nel cuore, e comunque per me in qualsiasi ruolo la comunità salvese mi indicherà e mi porterà ad occupare, io porterò sempre il mio paese nel cuore e darò il mio contributo, piccolo e grande che possa essere, serenamente, perché credo la migliore gratificazione per un uomo lungo il percorso della sua strada è quello di essersi donati agli altri, soprattutto agli amici, alle persone che sono vicine al proprio territorio. Per cui io sono qui a ringraziarvi tutti quanti, a rispettare quello che è stato il consenso e l'indicazione di voto di ognuno dei salvesi, perché sono convinto che ognuno dei salvesi abbia cercato comunque di esprimere la propria preferenza, pensando comunque ad un progetto di crescita di questo Paese. Serenamente accolgo il risultato e calorosamente io ringrazio tutti, perché sono convinto che il processo di crescita di questo Comune non si dovrà interrompere e che dovremo sforzarci tutti quanti. Vincenzo prima citava alcuni episodi, sarà un caso Vincenzo, io non credo che ci possa essere comunque in modo scientifico un'azione che possa mirare a tagliare quelle che sono tutte le proposte e tutte le potenzialità di questo Paese, ma io voglio dirvi, e non parlo per me, ma parlo per questo Paese, noi cerchiamo di essere sempre vicini a chi comunque può esprimere un progetto di crescita, di impegno, di sviluppo per questo Paese, sappiamo metterci intorno, perché comunque essendo vicini, essendo compatti, essendo uniti intorno ad un progetto di crescita, sicuramente i benefici saranno di tutti e non solamente di una parte, perché solamente quando le contrapposizioni mirano solamente a distruggere, allora quel paese segna il passo, quel paese comunque rischia di fermarsi, quel paese potrebbe scontare determinati errori. Per cui cerchiamo di pensare positivo, io credo che questo Paese sa pensare positivo, sa continuare questo percorso e lo saprà fare nel migliore dei modi, così come spero lo saprà fare anche nella scelta di chi dovrà guidarci dalla provincia. Noi molto probabilmente dovremmo chiudere a brevissimo, perché non si sa perché, noi dobbiamo interrompere, ma l'altra sera qualcuno ha fatto 2 spazi, ma noi dobbiamo rispettare le regole e avete ragione, dobbiamo rispettare, perché le regole sono alla base della convivenza civile e sono alla base di qualsiasi azione di crescita, di sviluppo e di rapporto tra le persone. Per cui io concludo il mio intervento e non voglio attardarvi ancora aspettando il secondo spazio che avverrà fra un quarto d'ora. Voglio concludere
questo mio intervento ringraziando di cuore tutti.